Politica, confronto sempre più aperto nel PDL. L'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan ha riunito i berlusconiani sui Colli Euganei. L'obiettivo è quello di rilanciare Forza Italia. L'appuntamento dopo pranzo in una trattoria sui Colli Euganei. Arrivano i sostenitori di Berlusconi, convocati da Giancarlo Galan. Forza Silvio sempre. E dopo in trattoria, nei luoghi dove ci trovavamo quando abbiamo cominciato, altro che le sedi paludate con le tessere, i direttivi, i congressi e queste robe qua. Ci trovavamo in 1000 posti, fra cui anche questo, e ricominciamo. L'ex governatore del Veneto, ora deputato, precisa: non mi ricandiderò alla regione, non ho nulla da chiedere, ma vuole che si riparli di politica, dopo le tante polemiche nel PDL tra Falchi e Colombe. Un partito che è stato grande e che stenta ad esserlo ancora. Falchi e Colombe sono tutti lì che seguono quello che dice Berlusconi. Alcuni lo forzano, qualcuno lo tradisce. I tradimenti, le slealtà, le vigliaccherie non appartengono alla mia tradizione. Parlamentari e consiglieri regionali del PDL non ce ne sono tanti. Parla l'europarlamentare Lia Sartori, la senatrice Elisabetta Casellati. Tutte queste storie che oggi si fanno di successione, devo dire che Silvio Berlusconi succede a Silvio Berlusconi. Galan attacca Alfano e chi nel PDL in Veneto non tira fuori gli attributi, afferma, e si perde un dibattito tra i leghisti Zaia o Tosi. Lui vuole un partito liberale riformista, tornare alle origini di Forza Italia. Sostiene quelli dell'esercito di Silvio arrivati all'incontro sui Colli.